2 giorni di mare ce li siamo potuti concedere, visto che il tempo è stato molto clemente in questi giorni. Perché lo dico? In teoria non importa a nessuno, vabbè, non importa, per celebrare, tanto per cambiare la bella terra di Sardegna con le opportunità che ti lascia anche in autunno, che tra l'altro sta riservando a questa terra che è una bella risposta turistica, ma questo non importa. Bentornati al Rompiballe, 30 minuti col direttore ogni settimana, notizie, Buongiorno. il direttore Simone Spiga, Report Sardegna 24, il giornale online che ogni giorno rovista, smonta, scompone, analizza notizie e fatti del mondo per portarvi opinioni e informazioni quanto più libere possibile, senza alcun tipo di ritegno. Io direi, la chiamerei incontinenza informativa, però poi magari mi si taccia di voler dare del vegliardo al nostro direttore, ma è impossibile perché lui è sempre giovane e pimpante, cresce, Insomma, ma ero. pimpante, pimpantissimo anzi, proprio un Vabbè. pimpampero. Benissimo, caro direttore, allora noi ci stiamo muovendo intorno a vari scenari abbastanza critici, alcuni all'estero, alcuni in patria. Io adesso lascio la parola al Sì. direttore, così dà lui l'ordine alle notizie e magari poi Io vi direi di inserisco. iniziare dalla Sardegna però, Sardegna, nostra terra di Sardegna, sempre Va bellissima. bene? Ok. Certo, 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 benissimo. Allora, guarda, iniziamo con 2 notizie. Una riguarda il settore della sanità e l'altra riguarda il tema ambientale. Allora, il settore della sanità, ennesima aggressione di infermieri e guardie giurate al pronto soccorso. Questa volta il fatto è avvenuto alla Santissima Trinità di Cagliari, è diventato un caso nazionale, ma non per altro, perché a differenza delle altre volte, quando l'aggressione riguardava soltanto infermieri o medici, soltanto ovviamente tra virgolette, questa volta è stato anche preso di mira la guardia giurata del pronto soccorso dell'ospedale di Santissima Trinità di Cagliari. Sono intervenuti i carabinieri e un operaio di 24 anni, insomma, che ha già precedenti di varia natura, violenza, minaccia al pubblico ufficiale e quant'altro, è stato, insomma, è stato arrestato. Questo è un po' il nocciolo della questione e ovviamente, come tu sai, il tema è diventato di carattere nazionale perché purtroppo sono tanti i casi. Poi bisognerebbe anche analizzarli caso per caso perché non tutti sono uguali, non sono tutte per forza aggressioni agli infermieri e ai medici dal niente, perché poi ovviamente sia i medici che gli infermieri, come le persone che stanno in fila al pronto soccorso, sono tutti in fase di stress. È evidente, chi sta male perché ovviamente sta male, chi magari lavora per 12 ore con uno stipendio di merda, non difesi dallo Stato e quant'altro, hanno anche loro lo stress e quindi la reazione tra stress può purtroppo provocare anche situazioni di questo tipo. Ovviamente mi viene da ridere, ma non c'è niente da ridere perché questo è un po' il fatto. Poi in più c'è tutta la questione che c'è tanta gente incazzata con i balletti dei medici in periodi che ricordiamo, che ovviamente anche tutte queste cose creano reazione, perché poi purtroppo tutto è collegato, tutto è tragicamente collegato e alla fine questo è parte del risultato. Insomma. Ovviamente, il problema è sempre lo stesso. Abbiamo come al solito, allora, potrei farvi il solito pippone sulla sanità che non funziona. Purtroppo è tristemente uguale a quello dell'altra volta, perché non è cambiato niente. Nulla, La sanità certo. continua a fare acqua dappertutto, stanno dicendo cose assurde, tipo richiamare i medici in pensione, però poi li richiamano, però poi non li possono richiamare. Sì, Quindi stanno sì. addirittura cercando di grattare il fondo del barattolo invece del barile, scusate, No, invece di anche del cercare barattolo, tranquillo, anche del barattolo. Oi, oi, oi. È un come disastro. sì, sono messi così male che non ho manco più barile, ce l'ho solo il barattolo, bellissimo. Ora, il discorso è sempre lo stesso, per cui mi dispiace anche ripetere alle persone che ci ascoltano, e il discorso è legato, come al solito, alle strutture carenti, ai finanziamenti sufficienti, al personale che non è mai adeguato ai turni e alle necessità del paziente, al fatto che, come al solito, noi abbiamo lanciato delle proposte ogni tanto, ma non ci hanno ascoltato, chissà perché. Vabbè. Non c'è stato, sì, infatti, non c'è stato alcun Cosa passo ti in avanti. aspetti? Sì, infatti. Non c'è stato alcun passo in avanti per quanto riguarda l'assegnazione di personale, magari, o anche la formazione di personale, anche informazione a questo tipo di esigenze. Stranamente, per quanto riguarda quando c'è stata la, la, la psicodemia, hanno tirato fuori cappelli dai cogli al cilindro, Sì, scusate,
mandando i medici, gli specializzandi, i laureandi in corsia per fare l'assistenza, e non potevano farlo anche adesso per tamponare, no? Potevano anche magari tirarselo fuori questa cosa, visto che l'hanno già fatta, visto per fare gli eroi, no? Gli eroi di corsia, gli angeli della corsia, potevate sbattere in corsia anche durante questo tipo di situazione, che in effetti è emergente a tutti gli effetti, ci mancherebbe altro. Finita la psicodemia, finita anche la trovata dei medici in formazione, che potevano andare benissimo per questo tipo di esigenze, per esempio il pronto soccorso, per l'emergenza e cose di questo tipo, potevano andare benissimo. Anche tu però, quella roba andava bene nel contesto, in quel contesto lì, in quella situazione lì, in quella bolla di terrorismo creato. Poi per il resto chi se ne sbatte dei medici, degli infermieri, paghiamoli meno, trattiamoli come bestie, perché poi il problema di fondo è questo. Io ricordo e non dimenticherò mai le parole, gli angeli della vita, i nostri salvatori, tutte queste cose qua, e poi finita quella fase lì, sono diventati tutti delle ciofecche, insomma, e li trattiamo come l'ultima scala nella graduatoria delle cose importanti. E questa è questa è l'Italia, non è che ci sia molto da dire. Gli eroi in corsia che vengono naturalmente poi demansionati, vengono anche esclusi al lavoro, gli vengono chiuse le strutture, visto che molti presidi ospedalieri nei piccoli comuni stanno chiudendo per questioni di bilancio, chissà perché, e i medici via, gli infermieri via. Quindi il discorso non cambia, siamo sempre lì. Quindi è un smantellamento progressivo della sanità pubblica, per la quale ricordo sempre che noi paghiamo le tasse. Paghiamo tasse per la sanità pubblica, ricordatevelo quando fate il 730, quando fate la dichiarazione delle tasse, state pagando per le... Poi questo, se vi incazzate, avete ragione a incazzarvi e protestare, avete ragione a protestare, magari non a menare i medici, però andare magari davanti al politico di riferimento, al dirigente dell'ASL di riferimento, e piantargli un casino, quello sicuramente. Se lo fate in 50, 100, 150, comincia ad avere qualche preoccupazione. Piantargli un casino dialetticamente parlando, si intende, poi. Sì, no, beh, ovvio, non è che stiamo parlando di cose. Ci mancherebbe. Quindi questo è il discorso, protestare per avere i diritti garantiti. Questo purtroppo, anzi, è una delle cose che vanno fatte sempre e comunque. A proposito di diritti garantiti, stiamo parlando anche ovviamente di questioni che riguardano anche più complessivamente la nostra terra, il diritto a non avere la nostra terra deturpata da porcate gigantesche che non servono assolutamente a una ceppa di niente, se non a speculare, e il percorso va avanti, e la politica anche in questo caso è chiamata ad avere delle responsabilità. Dico bene, direttore? Dici bene, stiamo parlando della Pratobello 24, ricordiamo, una proposta di legge iniziativa popolare di carattere regionale, promossa da una serie di comitati a livello regionale, per chiedere un impegno preciso al Consiglio regionale per approvare una legge contro il colonialismo energetico. Io ormai ho deciso di chiamarlo così perché non piace la Todd come parola, quindi uso questo termine, così la faccio magari arrabbiare un po' di più. A lei e a tutti gli altri, di tutti gli schieramenti che oggi fanno finta di essere contro l'eolico quando erano quelli che governavano e che non hanno fatto nulla per bloccarla, e parlo del centrodestra e ora del centrosinistra, che di fatto se ne sta altamente sbattendo. Quindi una responsabilità, come direbbe un mio amico, una bella responsabilità trasversale, perché queste sono le cose. Comunque andiamo avanti. Allora, si è conclusa la verifica delle firme. Il Consiglio regionale ha riconosciuto che sono oltre 210.000 le firme raccolte in tutta la Sardegna. Apro una parentesi su questo. È un risultato oltre ogni aspettativa. Cioè 210.000 firme su 1 milione, quanto siamo? 1.500.000, 1.600.000? Sono numeri paurosi. Cioè vuol dire che i sardi realmente questa volta si sono impegnati e hanno deciso di dire la loro, e la raccolta di quelle firme, così tante firme, è un segnale che comunque è importante. E di questo sono anche abbastanza orgoglioso. Comunque, andiamo avanti. Dicevamo, quindi questa proposta di legge di iniziativa popolare adesso dovrà essere inserita e calendarizzata dalle 2 commissioni competenti del Consiglio regionale, la Commissione urbanistica e la Commissione attività produttive. Praticamente l'iter è questo, giusto per intenderci. Viene discusso in commissione, diventa proposta della commissione, e da lì viene portata in aula e votata dal Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha detto seguirà l'iter di tutte le altre norme,
e quindi i tempi potrebbero essere comunque anche abbastanza lunghi. Le due commissioni competenti abbiamo detto che sono la commissione urbanistica e la commissione attività produttive. I presidenti sono, giusto per ricordarci chi sono, se dovesse andare male la proposta di legge, Roberto Ligioi del Movimento 5 Stelle e Antonio Solinas del Partito Democratico, sono i due presidenti di commissione. Così ce lo ricordiamo tra qualche mese, se dovesse impantanarsi la proposta di legge in commissione, sappiamo anche di chi è la responsabilità, ha un nome e un cognome e non è male come cosa. Quindi questa è, ovviamente l'invito è che il Consiglio regionale e le commissioni facciano veloce a discuterla e a portarla in aula e che venga approvata, perché comunque 210.000 sardi non sono quattro gatti e se ritengono di doverla insabbiare, ovviamente avranno, com'è che si diceva un tempo, avranno pane per i loro denti? Avranno pane per i loro denti, ci sta. Se vogliamo usare una metafora garbata, Garbata, sì, perché siamo anche garbati, oltre che un po' rompiballe, ma siamo anche garbati quando vogliamo. Poco, ma lo siamo. Diciamo che qualche parola c'ha qualche, una decina, 20.000, siamo No, sempre vabbè, in ma su. perché io sono abituato così, io diciamo che parlo in maniera un po', come si dice? Schietta, diciamo, Schietta, e quindi genuina. alla fine mi esce anche qualche paroletta un po' bruttina. Cosa vuoi che ti dica io? Sono fatto così, che cavolo vuoi ti dica? Altrimenti non sarebbe il rompipalle, che formaggio? No, altrimenti non sarei io, certo, bravo, hai ragione, vedi? Altrimenti non sarei io. Sarebbe il garbato suggeritore oppure il critico soft, no, il rompiballe, cioè l'antipoda è questa apposta, cioè, che stavi dicendo che ti ho sentito, Stavo dicendo. Prego direttore, vada avanti. No, questi sono gli argomenti principali, anche perché ti dico, giusto per aprire una parentesi su questo aspetto, anche perché poi tutta la vicenda eolico ovviamente non si sta chiudendo, nel senso che continuano ad arrivare pari in Sardegna, continuano ad esserci comitati presenti sul territorio, continuano le iniziative dei comitati come ad esempio quello di Selargius contro il Tyrrhenian Link. Ricordiamo il Tyrrhenian Link è praticamente un progetto che prevede un collegamento con un tubo che trasporta energia dalla Sardegna verso la Sicilia e dalla Sicilia verso la Campania per poi essere portato in tutto il continente. Allora, il Tyrrhenian Link serve di fatto a far sì che la Sardegna diventi l'hub energetica per tutta l'Italia, cioè produciamo energia in Sardegna e la trasferiamo attraverso il Tyrrhenian Link. Questo di fatto è il progetto che hanno in mente i nostri amministratori e questo è sostanzialmente il tema sul quale bisogna discutere e confrontarci, perché questo è realmente il tema dei temi, possiamo dirlo in questa maniera. Sì, questo è verissimo, è tanto vero che comunque sta continuando, come giustamente ha detto il direttore, l'arrivo delle paleoliche di notte, bastardi, perché sanno perfettamente che di notte è più semplice la sorveglianza dei comitati, quindi io posso testimoniare personalmente, perché ho visto sulla statale 130 l'altra notte un'autocolonna con parti di paleoliche in movimento, quindi arrivano di notte e vengono trasportate notte a tempo per evitare che comunque ci siano più proteste, quindi è una gran bastardata questa, ma era prevedibile visto i personaggi in questione, quindi niente di strano, ma non importa, si continua a lottare, si continua a mobilitarsi, quindi va bene così. Va bene così? No, non va bene così, però certo è così. No, sono d'accordo, è così. Purtroppo tragicamente questa è la situazione. A proposito di questi argomenti qua, poi c'è, giusto per non farci mancare nulla, ci sono tutta una serie di nuovi progetti sull'offshore, sull'eolico offshore, che è un'altra parte ancora più delicata rispetto al resto, sul tema della speculazione del colonialismo energetico. Cioè ci sono decine di progetti, tra cui uno molto grosso fatto da una multinazionale sionista, per il Golfo di Cagliari, c'è un'altra nel mare davanti a Olbia, insomma sono veramente tantissimi progetti. Anche lì, se vai a vedere la cartina, praticamente la Sardegna rischia di essere circondata da paleoliche nel mare, che anche quella è un'altra forma di disastro ambientale che ovviamente non ci
non vogliamo, ecco. Adesso io te la butto lì, no? L'altro giorno stavo studiando un progetto svedese che è già attuale, già esistente, non è una cazzata, di praticamente dei pannelli messi in acqua, collegati l'uno con l'altro, che producono energia in forme anche abbastanza importanti dal motondoso. Allora, queste strutture che potrebbero essere messe a ridosso dei porti, dove già c'è una situazione, diciamo, ambientale complicata, potrebbero produrre tanta energia, perché poi il motondoso in Sardegna, voglio dire, il mare si muove sempre, non abbiamo problemi, ed è sicuramente molto meno impattante, perché non sono in altezza, non è una roba che crea chissà quale cosa, e in alcune zone già degradate, per dire, scusa un esempio, per fare un altro esempio, la zona portuale di Porto Torres, la zona del Porto Canale di Cagliari, ci potrebbero essere tutta una serie di zone dove potrebbe essere tranquillamente create queste strutture che produrrebero energia pulita con una modalità che è totalmente diversa da quelle impattanti che ci sono, che abbiamo, che vogliamo, insomma, che vogliono anzi. E questo è un esempio, ma voglio dire, esempi simili ne abbiamo veramente tantissime. E serve un po' diciamo, un po' di testa, un po' di consapevolezza, un po' di voglia di provare delle cose diverse e magari con questa modalità. Insomma. Questo è ovvio, ma di proposte intelligenti per fare energia pulita ce ne sono a decine, e questa è una di quelle che ha citato lei, una delle migliori. Ce ne sono altre che vanno dai pannelli pannelli fotovoltaici impiegati in maniera intelligente, quindi anche in maniera minimo parcellizzata, alle famose celle idrogeno, che adesso stanno diventando un altro parolaccia di questo periodo del green. L'energia prodotta con l'idrogeno va benissimo, bisogna saperla fare, così come l'eolico, così come il solare. Il fatto che se ne parli in maniera, diciamo così, mediaticamente importante a me fa un attimino preocupare, quindi, perché sicuramente qualcuno sta cercando di specularci, come per le altre cose. E il discorso è chiamalo qualcuno, più di qualcuno. Appunto, tutti i discorsi sulle energie pulite, chiamiamole così, sono tutti meravigliosi se fatti con un'impostazione democratica, un'impostazione non legata al profitto al 100%. Quindi è un discorso da fare in termini di investimento pubblico, investimento dello Stato, investimento delle comunità in quanto tali, non di speculazione. Quindi va bene tutto, purché cioè, a questo tipo di situazione e contesto venga sottratto la condizione del profitto ad ogni costo. Quindi la speculazione. Se togli la speculazione va tutto benissimo. Non dico il profitto, la speculazione, che è un'altra cosa. Sì, sono d'accordo. Sono in totale linea con te, non c'è dubbio. Noi promuoviamo questa campagna energia pulita, speculazione no, molto semplice, è facile. Pulita sì, speculazione no. Il green, se vogliamo farlo, facciamolo in modo tale che non crei speculazioni o profitti enormi da parte dei soliti soggetti. Vabbè, questa è la situazione. Invece, fammi fare un'analisi, spostiamoci spostiamoci vicini a noi, spostiamoci in Africa, ok? Sì. Allora, Africa che si risveglia, prego. No, oltre al fatto che l'Africa si risveglia, e ora ne parliamo, c'è anche un altro aspetto. Alcuni stati che non si stanno ancora risvegliando, o che comunque da un punto di vista geopolitico sono ancora molto legati ai colonialisti francesi, inglesi e quant'altro, si trovano sempre meno si trovano, metto al contrario, si trovano intorno a loro sempre più paesi e nazioni che si stanno ribellando al gioco dell'Occidente. E succede, ho pubblicato la notizia questa mattina perché l'ho ritenuta una notizia molto molto importante. La Nigeria, che storicamente è un paese molto stabile da un punto di vista politico, nel senso che è sempre stata al servizio dell'Occidente, quindi, però nell'ultimo anno, anzi esattamente negli ultimi 6 mesi, sono aumentati gli investimenti tra la Nigeria e i paesi BRICS del 189%, che è un dato pazzesco. Parliamo di afflussi di capitali stranieri delle nazioni BRICS nella seconda metà nella prima metà del 2024.
l'altro, con investimenti paurosi. E questo ci fa capire due cose, che oltre ai paesi che già si sono liberati, Niger, Burkina Faso, Mali, altri piano piano stanno iniziando a alzare la cresta e a dire la loro. Caro mio, sta diventando una cosa importantissima, cioè ormai il mondo dovrebbe iniziare, ma purtroppo è difficile, nel senso che il mondo, come tu sai, arriva sempre tardi su queste cose, però quando arriverà se ne renderanno conto, che sta cambiando completamente il contesto in cui viviamo, che il contesto mondiale sta completamente cambiando. E cosa succede? Che ci sono dei personaggi importanti possiamo dire in Africa, delle figure politiche che veramente stanno aprendo nuovi sbocchi, al punto che un leader, possiamo definirlo un leader politico, un attivista che chiede la rivoluzione in Africa contro i francesi e tutto, è stato arrestato proprio l'altro giorno in Francia. Si chiama Kémy Seba, è un attivista, il suo vero nome è Stelio Gilles Robert Capocci Kiki anzi, è un attivista panafricanista e anticolonialista ed è stato arrestato, un ragazzo di colore, che è stato arrestato con la scusa di essere razzista in Francia, perché lui sta girando il mondo per raccontare la sua visione del mondo, dell'Africa, con un movimento che si chiama Urgence Panafricanistes. Io il francese non lo so dire, quindi scusate la pronuncia, però questo è. E lui parla del superamento del colonialismo francese nei paesi come, ovviamente lui parla ovviamente di quelli che già si sono liberati, Niger, Mali, però ovviamente il progetto è un progetto di ampliare in altri paesi questa liberazione. E lui sta girando il mondo a fare conferenze, doveva essere in Francia a fare un convegno e poi doveva farne un altro al Parlamento europeo e poi doveva fare in Azerbaigian un congresso anticolonialista internazionale ed è stato arrestato dai francesi con la scusa dell'odio razziale. Gli hanno revocato la cittadinanza e l'hanno arrestato. Sull'argomento è intervenuta la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova, che ha criticato la decisione delle autorità francesi, prima quella di revocargli la cittadinanza e poi ovviamente di averlo arrestato. Però questo ci fa capire come ormai l'Occidente è sempre più in difficoltà a gestire i mutamenti che provengono dai paesi africani. Caro mio, la pacchia è finita. La pacchia è finita. Ora che finisce la Mi sono un po' allungato su questo tema, ma ormai il tema africano secondo me sarà un tema di fortissima attualità nei prossimi anni e ti aggiungo, le prossime guerre, quelle tra Russia e Stati Uniti, ovviamente indirette, si giocheranno una sicuramente nel territorio africano e io ipotizzo il Mali più del Burkina Faso e del Niger, perché con la scusa che in Mali c'è una forte presenza di islamisti, e sappiamo gli islamisti sono finanziati dall'Occidente per destabilizzare i paesi che non sono allineati, è successo in Siria, è successo in Iraq, sta succedendo in Mali, e quindi l'esercito americano è fortemente presente nei paesi confinanti col Mali e si sta rafforzando la presenza, quindi il prossimo obiettivo sarà quello, lo dico senza problemi, il rischio è quello di un tentativo di destabilizzare il Mali, di destabilizzare nuovamente quei paesi che si sono liberati dal gioco occidentale. E quindi vedremo, lo vedremo nei prossimi mesi, però invito tutti gli ascoltatori a cercare informazioni su Kémy Seba, Kémy con la K, K-E-M-I, Seba, S-E-B-A, perché realmente dice delle cose molto interessanti, va oltre rispetto al modello di Gheddafi. Io ricordo il panarabismo di Gheddafi, il panafricanismo di Gheddafi, la visione di superamento della moneta francese, il tentativo di creare una moneta africana. Lui va oltre ancora rispetto a queste cose, ancora più forte, ed è molto 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 interessante.
C'è pubblicato un articolo, quindi potete trovare tutte le informazioni su Report Sardegna 24 perché realmente è molto, molto interessante. Sì, vale la pena un approfondimento, assolutamente, concordo pienamente con te. Caro direttore, allora noi dobbiamo ancora segnalare un po' di fatti di casa nostra, di casa Italia, voglio dire, perché in effetti oltre Vai, sì, perché poi io voglio parlare invece di un dottore francese, uno dei più imparati microbiologi al mondo, che è stato sospeso per aver detto delle cose carine. L'ennesima nei confronti di chi ha una visione diversa dalla Sì. vulgata mainstream. Vabbè, vai tu, poi ne parliamo, dai. Volevo citare appunto questo fatto che questo famoso che Didier Raoult, per capirci, il dottor Didier Raoult è stato sospeso per avere avuto le sue posizioni molto nette e molto intelligenti sulla questione, diciamo così, della malattia, la questione E dell'idrossiclorochia. non solo, lui ha rifiutato di raccomandare quella cosa bellina di Massa, ha criticato duramente il sistema delle multinazionali e ovviamente ha criticato l'OMS. E questo l'ha portato adesso a una sospensione per 2 anni, tenendo presente che lui già di fatto non lavorava più, quindi non gliene sbatte assolutamente niente, un uomo fiero, un uomo con le palle che continuerà a fare le sue cose. Se avessi la possibilità mi piacerebbe portarlo a Cagliari per fare una bella conferenza e parlarci un pochettino delle sue cose, perché ne ha da raccontare tante a tutti. Sarebbe meraviglioso, veramente meraviglioso. Condivido pienamente l'idea del direttore. Questo è soltanto uno degli eventi. L'altro evento degno di nota riguarda casa nostra. Tutti sanno che comunque in questo momento c'è in corso, c'è comunque in attività la famosa commissione d'inchiesta sul Covid e la commissione ovviamente sta cercando di esaminare tutti gli eventi Come accaduti si chiama? nel biennio. Sì, la Come si chiama commissione la parlamentare. commissione? Come la chiami tu la commissione? La commissione parlamentare che si occupa Io la chiamo la commissione di farci prendere per il culo dalla politica italiana. Così, io non avevo dubbi che il direttore aveva aggiunto questa polemica sulla situazione, giusto No, ma non così. esce niente. Ragazzi, cosa vi aspettate da questa commissione? Ma Adesso voglio dire, va bene siamo tutto. Io mi innamoro di quelli che vogliono parlare, che andranno in questa commissione a dire la loro, diranno delle cose che piacciono anche a me, ma tanto non arriviamo a nessuna conclusione. Cioè, quando d'accordo. la Pfizer, che spende in Italia soldini, molti, arriverà alla fine della relazione, verrà presentata la relazione, che prenderà per un'orecchia ogni parlamentare e dirà: ma scusate, ma tu ti sei preso questi soldini, perché devi venire a rompermi le scatole e devi dire cose che non vanno bene? Vai oltre, su. E così fanno. Sì, è possibile che ciò accada, è molto probabile, per carità, non stiamo dicendo il contrario. Mi limito a osservare il fatto che ovviamente queste cose sono parte anche della dialettica di uno Stato che si dovrebbe definire democratico, ma siamo sempre lì, il discorso è sempre lo stesso. Quello che dico è che questa commissione sta dando, diciamo così, sta dando un modello, un'idea di come le cose possono essere ridicole, non che ci fosse bisogno della prova nella politica italiana, tant'è che uno dei membri della commissione, stranamente, è Giuseppe Conte, il quale dovrebbe essere ascoltato come persona interessata in quanto Presidente del Consiglio del periodo, come appunto come testimone, come insomma relatore della commissione stessa. Essendo membro della commissione non può essere ascoltato, quindi dovrebbe dimettersi per fare in modo di essere ascoltato. Lui non vuole dimettersi, quindi non si vuole dimettere, e quindi non può essere ascoltato, dovrebbe dimettersi e poi reinserirsi nella commissione. Ma questo genera tutta una serie di situazioni a dir poco farsesche, per essere gentili, all'interno della commissione stessa. Questa è la dimostrazione proprio che c'è del marcio a tutti i livelli. Menzione speciale per l'associazione Contiamoci, che è l'associazione che raggruppa i sanitari che comunque sono opposti e hanno cercato una via alternativa anche alle cure durante la psicodemia, che appunto ha portato delle interessantissime e ovviamente genuine informazioni e pareri sono informazioni scientifiche, erano ricerche e risultati di dati scientifici derivanti da ricerche rispetto alla situazione, quindi hanno cercato di portare anche il loro punto di vista solido, assolutamente autonomo, menzione speciale per il loro meritorio intervento, e quindi la commissione, anche se forse, come dice il direttore, non dobbiamo aspettarci un granché, va avanti. Quindi Sì, no, su quello sono d'accordo, infatti lo dicevo prima, bello e importante perché sentiremo delle cose che ci piaceranno anche tanto, come è stata con Contiamoci, però rimane il fatto che tanto da lì dentro più di quello non si farà, nel senso che sarà una commissione d'inchiesta sul così.
sul chi è più bello e chi è più bravo, chi aveva forse ragione, chi non aveva ragione, ma non esce niente di concreto. Cioè, la verità è che avrebbero presi, arrestati un po' di persone, tra cui quello che in Parlamento aveva detto che noi che non abbiamo fatto l'atto d'amore, avremmo ucciso, saremmo morti, avremmo ucciso milioni di persone in giro per l'Italia, cosa che non è avvenuta. Solo per quelle parole quell'uomo dovrebbe essere rinchiuso da qualche parte, ecco, per essere chiari. Quella è una cosa che credo che ricorderò ricorderò tutta la vita, e se ci sarà l'occasione di incontrare a Cagliari per una conferenza o fuori Cagliari per una conferenza, la mia domanda per quel personaggio lì, stiamo parlando ovviamente di chi? Del nonno banchiere. il vecchiaccio banchiere, che è sempre in auge. Lui è sempre in auge, fa relazioni, dice cose, interviene, è sempre attivo. E comunque, se ci sarà l'occasione glielo chiederò. Dico, guarda, io purtroppo per dire, non sono un vaccinato e non ho ucciso nessuno, non sono morto, come la mettiamo? Così gliela metterei. In una bella conferenza davanti a tanti giornalisti, che sarebbe veramente una goduria. E credo che ci riuscirò, perché prima o poi fidati che ci riuscirò. Condivido, penso che potrebbe essere un'ottima occasione. Secondo me ci sarà l'occasione, io sono ottimista, lo sa che sono un ottimista inguaribile. Comunque, tu sei un ottimista, io mai, però va bene così. Abbiamo già parlato la settimana scorsa di questa cosa dell'ottimismo. Sì, il mio ottimismo e il suo pessimismo, direttore. Siamo insomma due facce. No, io la vedo male, ma la vedo male a prescindere, quindi insomma. Vabbè, non è detto. Comunque, allora, noi abbiamo ancora, diciamo così, parlare di fatti di casa nostra, più o meno li abbiamo esauriti, c'è qualcosa da dire anche in casa nostra? Guarda, fammi dare un appuntamento, perché c'è un evento che è molto interessante, un convegno che si terrà a Cagliari, esattamente si terrà venerdì 25 di ottobre, quindi abbiamo ancora il tempo, dalle 17 alle 21, quindi alle 17 ascoltatevi la settimana prossima il rompiballe, poi alle 17:35 ve lo potete ascoltare già lì. Comunque all'Hotel Residence Ulivi e Palme in via Bembo a Cagliari, via Bembo 25 a Cagliari, ci sarà il convegno Bersagli di guerra, criticità, soluzioni e prospettive per i giornalisti inviati nella zona di crisi. Tra i relatori ce ne sono due che volevo segnalare. Uno è Fausto Biloslavo, che è un giornalista che si occupa di politica internazionale. Nell'ultimo periodo un po' si è rincoglionito sulla questione ucraina, è diventato anche lui un mezzo servo dell'Ucraina, però è comunque interessante da ascoltare. L'altra invece da ascoltare senza ombra di dubbio è Anet Arkian, che è una docente universitaria iraniana. Io l'ho intervistata più volte, su posizioni molto nette e molto chiare sulla questione iraniana, sulla questione internazionale, sulla Russia e quant'altro. Sarà un'occasione molto utile per parlare con lei e ascoltare le sue opinioni sul contesto internazionale e sul ruolo del giornalismo rispetto a questi conflitti, la disinformazione che buona parte della stampa sta portando avanti in questi ultimi anni nei contesti internazionali. Quindi venerdì 25 ottobre all'Hotel Olivia Palme a Cagliari, un convegno comunque da ascoltare. Ecco, te lo dico, lo volevo dire, quindi ve lo butto lì. Hai fatto benissimo a segnalare la cosa, è molto interessante anche questo. Abbiamo fatti di casa nostra da raccontare, politica estera del nostro paese, qualche figuraccia, tanto figura ce ne facciamo tantissime. Vabbè, allora, continuano a sparare all'Unifil, l'altro giorno, credo che nell'ultima settimana ci siano stati forse una decina di attacchi, ma ovviamente più di dire a Netanyahu, oh, non devi fare da monello, per favore, non si va oltre. La soluzione c'è, non è che non ci sia, la soluzione è sanzioni immediate all'Israele, il blocco degli armamenti, dell'invio di armi in Israele da parte di tutti i paesi europei, e ancora di più sarebbe da fare dai paesi che aderiscono all'ONU, quindi tutto il mondo praticamente, tranne pochi stati. E la terza cosa, il governo italiano avrebbe dovuto prendere e cacciare l'ambasciatore russo, l'ambasciatore israeliano dall'Italia. Invece lo fanno con la Russia, che ha fatto molto meno di questi bastardi sionisti, e invece che fanno quello che vogliono. Vero, con piacere che ogni volta che nominiamo insomma lo Stato di Israele c'è sempre una velatissima polemica che investe anche la condizione giuridica dello Stato stesso. Allora,
su questo voglio essere chiaro. Allora, io non riconosco l'esistenza dello Stato della Palestina, Ecco. cioè scusami, dello Stato di Israele, perché non viene riconosciuto lo Stato di Palestina. Allora, qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che viviamo in una condizione in cui i paesi occidentali, alcuni hanno riconosciuto la Palestina, l'Italia no, per esempio, lo status di Stato, e quindi perché io devo riconoscere un'entità occupante? La mia domanda è semplice, non credo che abbia bisogno di grosse risposte. Non viene riconosciuta la Palestina, che è un territorio che ha una sua storia, una sua dignità e dove c'è un popolo che ci vive da sempre. E allora perché io devo riconoscere un'entità occupante in un territorio occupato prima economicamente e poi militarmente? Quindi io non ho l'obbligo di riconoscere un'entità occupante, non è nella mia natura. Da sempre non l'ho mai riconosciuto, continuo a non riconoscerlo. Il giorno che riconosceranno la Palestina sarà il momento in cui io forse riconoscerò anche lo Stato di sionisti. Questo è, e ricordo e non dimentico che quello Stato, quella roba che alcuni chiamano Stato, che per me è un'entità, nasce proprio con l'esproprio di terreni a popolazioni arabe e la creazione di una roba lì voluta dall'Occidente, perché questo è, non è che ci sia un tanto da dire, cioè nasce per volere delle Nazioni Unite. E quindi questo mi basta per dire che forse qualche problema c'è. Stesse Nazioni Unite che oggi Israele contesta, poi anche questa è la schizofrenia di questi qua. No? Questo è verissimo, che siamo arrivati a questo punto che Israele si è messo a contestare anche delle decisioni del Consiglio delle Nazioni Unite che sono state garanti della nascita dello Stato stesso. Siamo arrivati veramente alla frutta da questo punto di vista, proprio diplomaticamente parlando, siamo arrivati alla frutta, c'è poco da fare. Comunque, frutta per frutta, direi che siamo arrivati anche alla fine della nostra chiacchierata di rottura di palle, ecco, diciamo così, mettiamola così in maniera molto, molto simpatica. Eventi del weekend. Allora, eventi ne abbiamo un sacco, nel senso che c'è tanta buona musica in questi ultimi, diciamo in queste prossime settimane, che è un elenco completo e anche difficile farlo, no, nel senso certo che ci riesco perché l'ho già, è tutto su Report Sardegna 24, nella pagina tutti i concerti in Sardegna, è tutto aggiornato, è tutto sistemato, quindi ovviamente si trova tutto quello che c'è. Però c'è un sacco di roba aggiunta in queste ultime settimane, tanti concerti che non erano, diciamo, in calendario precedentemente, che si sono aggiunti ora. E quindi io ti direi, adesso proviamo a fare un elenco normale e poi dei prossimi concerti e poi te ne dico un paio che sono, diciamo così, più avanti. Allora, andiamo in ordine. Questa sera iniziamo con oggi, venerdì 18, ci sono a Ossi The Ossuary, che è un gruppo metal italiano, un mezzo doom metal, una cosa molto, molto carina. E domani sera saranno in concerto al Fabric di Cagliari, quindi per gli amanti del metal direi che domani può essere un'occasione utile per andare ad ascoltare un bel gruppo metal. Il 20 Carlotta Vagnoli sarà a Cagliari, una che fa teatro. I College sono in concerto a Golfo Aranci, quindi tu e la tua compagna potete andare a Golfo Aranci, visto che so che alla tua dolce metà piacciono molto il college, quindi insomma, lo so, ma io devo farmi il giro della Sardegna il giro della Sardegna per vedere il college. Cioè, allora, io belli artisti, per carità, carriera, però la benzina chi la fa? Non me la paga bene, dai, su, però sei un rompi. Comunque andiamo avanti. Poi il 25 di ottobre Daniele Contu che fa uno spettacolo teatrale satirico alla Musei e i famosi Rod Sacred, gruppo metal di Villassor che suona a Nuoro. Il 31 ottobre ci sarà una serata metal alla Cueva Rock con Halloween in Rock, con tutta una serie di gruppi musicali. E poi novità aggiunta qualche giorno fa, Vanessa Moreno e Salomao Soares, che fanno musica brasiliana, suoneranno al B-Flat di Cagliari l'8 di novembre. E per gli amanti del genere, questa musica un po' brasiliana, è un gruppo di fama mondiale, quindi insomma è una roba molto seria. Poi si è aggiunto il 22 di novembre Eugenio Bennato in concerto al B-Flat a Cagliari, per gli amanti della voce di Eugenio, insomma è una bella cosa. E poi a dicembre arriverà Johnny O'Neill col suo trio,
che comunque mica un nome storico, veramente un nome importante, da 30 anni sulla cresta dell'onda a livello mondiale, jazz, e suonerà sempre anche lui al B-flat. Quindi insomma ce n'è per tutti i gusti, tutti i generi. Posso già dare anche il primo Capodanno in Sardegna, perché è già stato annunciato il concerto di Olbia. A Olbia a Capodanno suoneranno i Pinguini Tattici Nucleari. Adesso aspettiamo ovviamente di sapere le novità da Alghero, da Cagliari, dalle altre città dove si svolgerà, solitamente si svolgono i concerti, che, insomma. Però già Olbia ha annunciato l'artista ufficialmente. Sono curioso di vedere l'artista per il Capodanno di Cagliari di quest'anno, perché l'anno scorso ne hanno infilata una niente male, in termini, lo dico in termini dispregiativi, sia per che per Beh, il c'era personale. stata tutta la polemica su Mengoni, sul costi, Sì, sì. 1.100.000 euro, uno spazio al chiuso, uno spazio a numero chiuso, neanche riempito tra le altre cose, tutta una serie di problemi organizzativi. Allora, quest'anno, giusto per dirti, perché ovviamente ho già affrontato l'argomento, ho già fatto un pezzo un pezzo su Report Sardegna 24 sul Capodanno di Cagliari, sono stati stanziati poco più di 300.000 euro e cambia totalmente. Infatti gli ho dato un titolo anche provocatorio, sai, io ogni tanto un po' di provocazioni le faccio. Capodanno a Cagliari, la giuntazza è da cambiare tutto rispetto al centrodestra. Allora praticamente c'è un bando aperto con un Capodanno diffuso che sarà con più eventi piccoli, medio-piccoli in varie zone della città, e poi il concerto grande nel Largo Carlo Felice con un artista di fama, Nazionale. si pensa di fama nazionale, ma potrebbe essere anche di fama internazionale, ecco, mettiamoci Sì. così. Adesso, Lo stanziamento esattamente sono 375.000 euro e questo è. forse magari hanno optato per un po' di sobrietà, che non guasta mai, per carità, senza dimenticare Sì, la sì, sì, festa. sì, no, no, ma infatti quello sì. E se riescono a tirare fuori anche un artista famoso a livello mondiale, chiaramente anche uno smacchetto alla precedente giunta, per dire noi con meno soldi riusciamo a portare artisti. Sì, avevamo fatto, se non sbaglio, l'anno scorso, caro direttore, un paragone, perché c'era un artista, non mi ricordo quale, che per una cifra decisamente inferiore sarebbe disposto magari a venire anche a suonare a Cagliari, perché sarebbe stato disposto. Non mi ricordo di quell'artista parlavamo la volta famosa, però è un artista di fama internazionale, non mi ricordo, una band, che per una cifra di gran lunga inferiore sarebbe stato disponibile magari a suonare nel contesto di Capodanno. Non mi ricordo di quale band ci riferivamo, forse una band rock Guarda, importante. c'era stata la polemica di Billy Idol che era stato escluso dai concerti estivi a Cagliari, però è a vantaggio di Max Gazzè, però poi quello non mi ricordo. Però vabbè, comunque sì. Idol. Niente Billy Billy Idol. Idol, Max Gazzè. Sì, è Interessante. stato Allora, praticamente 3 anni fa il comune aveva fatto un bando che era il Cagliari dal vivo per il finanziamento di eventi estivi, ed era stato bocciato il progetto di una cooperativa che organizza concerti, che tra le ipotesi aveva quella di Billy Idol, ed era stato votato il progetto di un'altra organizzazione che prevedeva tra le cose anche, il più grosso era Max Gazzè. Billy Idol sarebbe stata, giusto per intenderci, l'unica data del Sud Europa in quel momento. Quindi, giusto per dirti che cosa, insomma, io avevo fatto un'inchiesta, avevo fatto tutto un approfondimento su questa cosa, perché l'avevo ritenuta una roba veramente. ovviamente allucinante, direi, siamo d'accordissimo con lei, caro direttore. Comunque, queste sono le inchieste che ci piacciono di Simone Spiga, del direttore, e di Report Sardegna 24, che è appunto il giornale che con queste inchieste, con queste informazioni, con queste notizie ci tiene sempre svegli, ci tiene sempre al corrente di quello che capita nel mondo in maniera del tutto indipendente. È sufficiente che non lo fate viaggiare magari, diciamo così, in quella parte del Medio Oriente dove non gli piace andare, poi per il resto è sempre una sobrietà e Ma guarda serenità. che, aspetta, però io non è che ce l'ho solo con l'entità sionista, io ce l'ho anche con gli Stati Uniti d'America e con i paesi del Golfo, non è che io sia uno per. Chiedo scusa, allora, Cerchiamo di allarghiamo il fronte, nel sì, senso sì, che io non è che ce l'ho solo con un paio, anche perché poi anche lì, se vogliamo aprire, ma apriamo una parentesi lunga, non finiamo più, però è evidente che ai paesi del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi,
Il problema della Palestina non interessi molto, sono principalmente alleati di Israele e alleati degli Stati Uniti d'America. In questi stati sono presenti basi americane, non è che non è, e quindi ovviamente la situazione è quella che è. La Giordania è un altro esempio. E anche lì è curioso che sono tutti paesi sunniti, che hanno armato e finanziato i gruppi jihadisti in giro per il mondo, che hanno armato e finanziato i tagliagole in giro per il pianeta, mentre gli sciiti che stanno in Libano, che stanno in Siria, che stanno in Iran, non hanno mai rotto i coglioni in giro per il mondo, si sono sempre fatti gli affari loro, certo non sono amici dell'entità sionista e per questo diventano nemici del mondo, però sono quelli più buoni rispetto agli altri, che invece noi consideriamo che come paesi evoluti, cioè l'Arabia Saudita, ricordo Renzi l'ha definita il paese del rinascimento, del nuovo rinascimento, insomma, lo stato in cui le donne escono col burqa, le donne in cui se vogliono guidare devono avere a fianco un uomo, che devono camminare 2 metri dietro gli uomini. Questi sono i paesi sunniti come l'Arabia Saudita. In Iran tutto questo non avviene, anche se ci dicono il contrario. Esatto, dovrebbero ricordarlo in maniera Sì, sì. assolutamente. E poi tra Ogni l'altro c'è tanto ricordo, insomma, giusto per... una conferenza con una studiosa, una docente iraniana, donna, che viene a parlare dell'Iran, quindi in favore dell'Iran, e viene all'estero a parlare liberamente di quello che è la situazione iraniana. Trovatemi una studiosa saudita che fa la stessa cosa. Scusate Oh tanto. yeah! Oh yeah! Scusate, ma qui a un certo punto si va proprio si va per le spicce, ragazzi. Cioè, il direttore andrà a intervistare una donna iraniana studiosa, quindi una laureata, una persona che ha comunque una formazione accademica importante, che fa delle ricerche e che lo fa liberamente. Di cosa stiamo parlando? Scusate, cioè veramente di cosa stiamo parlando? Vabbè, lasciamo perdere che è meglio, va. Mi limito a ricordare appunto Report, Sardegna 24, giornale online che H24 riporta informazioni, opinioni, aggiornamenti su quello che capita nella nostra terra e nel mondo, e anche il canale Report delle 24 che vi dà la possibilità di poter vedere le belle faccione del nostro direttore nelle sue interviste, che non manca mai, insomma, anche quello fa anche l'occhio vuole la sua parte. E poi abbiamo Esagerato. mi piace vezzeggiare, sono un vezzeggiatore. Non vezzeggiativo, un vezzeggiatore, scusate il A proposito, no, scusa, mi Prego. sono dimenticato un'altra cosa. Certo. In tutto questo mi sono dimenticato che c'è Alessandro Di Battista a Cagliari il 6 di novembre al Teatro Massimo per lo spettacolo su Julian Assange. Ah sì? Mi sono completamente dimenticato di dirlo, ma volevo dirlo. Il 6 di novembre. Tra le altre cose, io ho intervistato la settimana scorsa Julian Assange, scusa, Alessandro Di Battista a Cagliari, perché era a Elmas alla presentazione del suo movimento, Schierarsi, e trovate su Report Sardegna 24 la sua intervista. Tra le altre cose abbiamo parlato dell'entità sionista e lui è molto peggio di me, perché la chiama entità terrorista. Quindi voglio dire... Con piacere, sarebbe bello fare intervistarlo, magari per l'ospite un rompiballe, che stiamo parlando di persone che hanno opinioni così morbide, perché non mettere tutte insieme? Sembra giusto, no? Sembra una cosa bellissima. Guarda, io insomma, ho il contatto adesso e insomma, ci sarà occasione, già il 6 ci sarà l'occasione di rintervistarlo, di riaffrontare alcuni argomenti e poi insomma, Benissimo. vediamo. Una perla del Report Serene 24, il giornale che non vi lascia mai soli con opinioni, informazioni, aggiornamenti, così come il canale YouTube e così come Venta Radio Ascolto Live che continua e se continua col canale YouTube, con la pagina Facebook, col canale Telegram, Rumble e con Ikisi che pubblica puntualmente ogni aggiornamento di interviste che facciamo. Perfetto, quindi siamo sempre qui. Stiamo lavorando a una collaborazione artistica ulteriore che prenderà una forma particolare. Era d'Ascolto Live parteciperà, non vi anticipo niente, però è stata una registrazione la settimana scorsa, siamo così per provare una puntata pilota di uno show che coinvolgerà anche Ascolto Live per il contributo di alcuni contenuti, quindi con alcuni contenuti, quindi state sintonizzati, vedrete qualcosa di interessante nascere e crescere, insomma, la vedrete anche qua. Detto questo, ringrazio ancora il direttore Simone Spiga, io sono Gabriele, vi do appuntamento alla prossima puntata, al prossimo rompiballe, ve ne romperemo ancora di più, sempre di più, molto di più. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Buona giornata a tutti.